Vittorio Veneto, il giorno della protesta No Pass, in circa 500 si sono riversati in zona industriale, tra loro anche il sindaco di Povegliano. È il vaccino del complotto, la frase shock e scatta il paragone con il nazifascismo. Settimo ricovero in terapia intensiva nella Marca, un 50enne non vaccinato e sale il contagio nelle squadre giovanili. Senza il vaccino avremo 500 ricoverati, dice il direttore Benazzi. Spari nella notte in Borgo Cavour, Treviso, cittadini allarmati sul posto, la squadra mobile si indaga a 360 gradi. Traffica di incidenti sulle strade della Marca, dalla 27 a Cornuda, automobilisti salvi per miracolo. In settimana gli enti locali pronti a presentare la task force per la sicurezza stradale. Nella giornata dei poveri esposti, degli zerbini fuori dalle chiese della Marca per dire che i poveri non vanno calpestati, il direttore della Caritas, la povertà è anche spirituale. Oggi il vescovo a pranzo con gli ultimi. Manca la manodopera in alberghi e ristoranti, timori per la stagione invernale. L'assessore Caner, rivedere subito il reddito di cittadinanza e alzare gli stipendi. In un film dedicato alla madre Gilda, il sindaco di San Zenone racconta il dramma dell'Alzheimer. L'amore non si dimentica mai, dice. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La protesta dei No Pass quindi in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Una protesta che ha raccolto 500 persone, su tutte però la presenza del sindaco di Povegliano, Manzan, che ha pronunciato frasi shock per certi versi. Il racconto di questa giornata nel servizio di Lucio Zanato. Io non sono vaccinato semplicemente perché, e lo dico apertamente, io ho un tumore da alcuni anni e dopo la cura mi sono rimaste tutta una serie di problematiche importanti, diciamo, con emorragie non indifferenti. Lo dico davanti a tutti perché non ho niente da nascondere e io mi rifiuto di farmi vaccinare se un medico non mi garantisce che non morirò in quel momento. Ha motivato così oggi davanti ai 500 manifestanti di Vittorio Veneto il suo no al vaccino. Marino Vanzan, sindaco di Povegliano, è andato oltre nel suo discorso, parificando questi tempi al nazifascismo. Mentalmente in quel periodo là c'è stato anche un comunismo, ma oggi cosa ci propongono? Il neoliberismo vuole farci vivere una vita che non è più la nostra. Io voglio vivere una vita umana. Ma non si sente di essere un sindaco un po' controcorrente? Ma io non sono controcorrente, sono semplicemente coerente col mio modo di pensare, che per una sperimentazione non si può obbligare la gente a farla. Questo è il discorso. Questo è un vaccino sperimentale e come tale va usato. Mi ripugna l'idea dell'obbligo come è stato introdotto. Come giudica invece quelle che poi sono diventate delle vere e proprie sommosse in giro per l'Italia? Quelle erano pilotate secondo me dai servizi deviati dello Stato. Secondo me, io mi sono letto recentemente la morte di Aldo Moro, di Enrico Mattei, le bombe messe in giro dai fascisti in giro per l'Italia, pilotate dai servizi segreti deviati. Siamo a quei livelli là. Parole come pietre lanciate durante la prima manifestazione con le normative del Ministero dell'Interno, organizzata per questo nel Parco Dan della zona industriale di San Giacomo di Veglia. Giù le mani dai bambini, il tema dell'evento, spiegato così dall'organizzatrice. Perché vogliono i bambini quindi? Perché la vaccinazione è stata considerata da qualche anno a questa parte, e chi sa le cose sa già che ci sono stati tutti i documenti, sono stati scritti molti anni fa, è stata considerata la vaccinazione come un punto d'ingresso per l'identità digitale, e quindi questa cosa ci viene venduta come un mezzo efficace per prevenire e per monitorare tutte le malattie. Però possiamo chiederci, proviamo a farci una domanda: com'è possibile prevenire le malattie e soprattutto gestire i dati sanitari di un'intera popolazione mondiale in tempo reale senza un dispositivo interno che invii e riceva dati da un sistema operativo? Sappiate che chi pensa all'impiego dei microchip sottocutanei ormai è fuori strada, perché oggi la tecnologia ci offre i nanotubi di carbonio
autoassemblabili in lunghi filamenti mediante teslaforesi, i quali fungono da sensori, trasformando un essere umano in una vera e propria antenna vivente. Frasi che non mancheranno di far discutere soprattutto quelle del sindaco di Povegliano, ma un altro degli effetti sociali del coronavirus è stato l'aumento esponenziale delle adesioni alle sette religiose. La gente paura del Covid si è rifugiata nelle medicine, nelle terapie alternative finanziate ed organizzate dalle sette religiose. E questo è il dato allarmante risultato dagli studi del GRIS, il gruppo di ricerca che da quasi 40 anni studia il fenomeno delle sette religiose. Movimenti che con il contagio non sono aumentati, ma hanno visto crescere gli adepti. Sono aumentate come partecipazione, non tanto come il numero, a parte 2 o 3 che sono arrivate alla ribalta l'anno scorso, tipo la Chiesa di Dio Onnipotente o i pastafariani, le altre sono sempre le stesse. Troppa confusione nella comunicazione, secondo Bisetto, ha screditato la scienza ufficiale a favore delle sette di matrice naturalistica. C'è il pericolo che non si guarda più alla scienza con forza, con attenzione, si guarda degli interessi personali e sul fatto che poi si dilaga questo anche nel modo di vivere, soprattutto nella distruzione poi delle famiglie. Ecco, c'è speculazione in questo momento di difficoltà per molte persone? Sì. Ci sono, soprattutto all'interno dei maghi o dei pseudoveggenti o dei pseudocartomanti, c'è una speculazione fortissima, oltre anche a certe determinate organizzazioni che promettono il paradiso terrestre. Fratture profonde, per credi diversi, legate ad una salvezza spirituale ma anche fisica, indicata da Pseudo Santoni, secondo il coordinatore triveneto, che per questo chiede con forza alle istituzioni, ma soprattutto alla Chiesa, che tornino ad essere il riferimento certo per le comunità. Dalle parrocchie, dalle comunità, dai movimenti ecclesiali, da tutto ciò che crea appartenenza, che crea gruppo, che crea amicizia. Perché tutta questa situazione, conclude Bisetto, è generata di fatto dalla solitudine mentale imposta dal Covid. Si spacca le famiglie, i giovani scappano di casa, la moglie e il marito vanno in altre esperienze in cui cambia totalmente anche il sostenimento della famiglia a livello poi economico. Non dimentichiamo mai, le sette ti lavano il cervello per lavarti il portafoglio. E poi ci sono i numeri, quelli sì incontrovertibili. 7° ricovero oggi in terapia intensiva negli ospedali della Marca. Si tratta di un 50enne straniero non vaccinato, mentre si allarga il contagio tra i giovani sportivi. Senza vaccino avremo quasi 500 ricoveri per Covid, anziché 70, le parole del direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi. Sentiamolo. Oggi siamo a 7 persone in terapia intensiva, perché oggi è entrata una nuova persona, uno straniero di 50 anni che ovviamente non vaccinato, che è andato direttamente in terapia intensiva. L'ultimo ricovero quindi in terapia intensiva riguarda un 50enne non vaccinato. Con questo sale a 7 il numero dei posti letto occupati nell'area critica. Erano 3 soltanto venerdì. Un paziente arriva da un'altra ULSS, 2 invece sono stati trasferiti qui dalle pneumologie. Sull'altro fronte si moltiplicano i microfocolai che interessano squadre giovanili. Il mondo sportivo si sta un attimino, come dire, positivizzando, legato appunto al fatto che ci sono ragazzi giovani, difatti l'età media di questi è sotto i 12-13 anni, sotto i 18. Il problema in questo caso riguarda più che l'atleta giovane, spesso asintomatico, l'eventuale trasmissione in famiglia, dove potrebbe essere presente un anziano, sì vaccinato, ma non ancora con la terza dose. Credo che sia un segnale chiaro quello che bisogna vaccinare e soprattutto bisogna fare la terza dose per coloro che sono over 60, dove ovviamente l'immunità passati 6 mesi sta un po' scemando. Terza dose che diventerà presto obbligatoria per i sanitari, come annunciato dallo stesso governo. Per Benazzi una precauzione necessaria anche per consentire alle strutture ospedaliere la massima operatività. Ospedali che proprio grazie al vaccino non sono occupati prevalentemente da pazienti Covid. La questione è matematica. Oggi noi abbiamo 73 persone, moltiplichi per 7, 490 persone ricoverate contro 70, cioè vorrebbe dire il default dei nostri ospedali.
36 anni fa, correva l'anno 1985, in queste ore l'Italia guardava il Veneto con stupore e ammirazione. Si era da poco concluso con successo alla cardiochirurgia dell'ospedale di Padova il primo trapianto di cuore in Italia, il momento più emozionante quando il compianto professor Vincenzo Gallucci annunciò che il cuore del giovane trevigiano Francesco Busnello batteva nel petto di un altro uomo, Ilario Lazzari. L'espianto nella notte era stato eseguito al Cafoncello di Treviso, il trapianto nella città del Santo. A ricordare quel momento oggi è stato con una nota il presidente della regione Veneto Luca Zaia. Quel giorno diede una straordinaria spinta, evidenzia Zaia, a un cammino che oggi ha portato il Veneto a essere regione leader nel sistema trapiantistico nazionale, con ben 5 centri trapianti, ad effettuare 121 trapianti di organi nei soli primi 3 mesi del 2021, con 34 donazioni di organi e 678 donazioni di tessuti. Nel ricordare quei momenti non nascondo di provare ancora un brivido, conclude il presidente della regione. Ma ritorniamo agli effetti sociali del Covid, tra questi la povertà non soltanto economica. I poveri non sono degli zerbini da calpestare. Era il monito presente in questa domenica davanti alle entrate delle parrocchie di tutta la diocesi di Treviso. Questo vuol ricordare che il primo povero è Gesù e tutti quelli che vivono come Gesù, abbandonati da tutti, dall'economia, dal mondo e dalla società. E diventa una provocazione per prendere sul serio ancora una volta di più il Vangelo. E sulla scia del Vangelo oggi è stata una giornata speciale per un gruppo di poveri assoluti seguiti dalla Caritas. Il vescovo li ha voluti sulla stessa tavola, condividendo un vero pranzo. Qui li vediamo di ritorno dall'incontro con Monsignor Tomasi. La dignità di stare insieme, di condividere, proprio per quelle persone che a volte non riescono neanche ad avere non solo un pranzo a giornata, neanche mezzo. C'era il vescovo, il vicario generale, il vicario per la pastorale, ecco, abbiamo condiviso anche con loro proprio con questo segno di essere anche insieme con i poveri, non solo, ecco, come ricordava anche il vescovo nel saluto rivolto agli ospiti, ecco, non solo per condividere il cibo, ma anche con il condividere il desiderio che da queste maglie della povertà, ecco, insieme si esce, insieme si cammina e insieme soprattutto, ecco, dalle persone che sono in difficoltà, che sono povere, si può imparare molto. E in questa giornata mondiale, voluta da Papa Francesco, dalla Caritas trevigiana un dato su contagio e povertà che non può non far riflettere. Ha lasciato il segno su molte persone, ecco, sia dal punto di vista economico, su alcune famiglie che fanno ancora difficoltà, ma anche poi dal punto di vista relazionale, dal punto di vista anche dell'equilibrio e della salute psicologica, delle relazioni, e quindi, ecco, diciamo che sta aumentando più che la povertà intesa proprio come mancanza di qualcosa, ecco, la fragilità e la vulnerabilità delle persone. La cronaca è stata una giornata di lavoro per gli uomini della squadra mobile di Treviso guidati da Immacolata Benvenuto. L'obiettivo è risalire al responsabile o ai responsabili degli spari in aria che hanno squarciato la notte in borgo Cavour ieri sera alle 22. Gli agenti della polizia sono stati allertati da alcuni residenti, non ci sono stati feriti né risulta danneggiata nessuna struttura. Dei bossoli sarebbero stati rinvenuti in un terrazzo poco distante dal collegio Pio X. Si ipotizza un gesto intimidatorio, ma non si esclude neppure la bravata. Le indagini procedono quindi a 360 gradi, identificati alcuni residenti. Sempre per la cronaca, una domenica che ha registrato una raffica di incidenti sulle strade della Marca dall'A27 a Cornuda. Automobilisti salvi per miracolo, lo vedrete dalle immagini, e intanto gli enti locali si preparano a una svolta entro la settimana. Un'auto contro il guardrail, spartitraffico, un'altra fuoristrada capovolta nel fossato a bordo della carreggiata. Quasi un miracolo, vista la scena che entrambi i conducenti siano usciti da soli dai rispettivi abitacoli questa mattina alle 10 lungo la 27 tra il casello di Treviso Nord e quello di Conegliano in direzione Belluno. Uno scontro probabilmente favorito dalle condizioni dell'asfalto e della velocità. Tragedia sfiorata anche a Cornuda, dove un 64enne è stato protagonista di una carambola lungo il cavalcavia ferroviario di Via Piave. L'uomo ha perso il controllo della sua Volkswagen T-Roc sfondando il guardrail e finendo nella scarpata a ruote all'aria nel giardino di un'abitazione privata. Nessuna conseguenza seria, ma tanta paura. Di certo l'ennesima giornata impegnativa sulle strade della Marca, con gli enti locali che, vista l'escalation di incidenti, sono pronti a correre ai ripari, coordinati dalla provincia che quest'estate aveva lanciato l'idea degli stati generali
generali della sicurezza stradale. Partirà un progetto proprio a breve, la settimana Ventura, proprio sulla sicurezza stradale. La provincia è in prima linea su questo. Sentiamo più che mai l'esigenza di portare avanti la sensibilizzazione ai cittadini, non solo, e qui non parlo solo dei giovani, parlo di tutti i cittadini. Una iniziativa che riguarderà sia le infrastrutture che la cultura stradale e che arriva nelle settimane della marcia a piedi del trevigiano Andrea Dana a Roma, capace di raggiungere sia il Premier Draghi che il Papa. Adesso finalmente riusciremo a dare un eco alla grande impresa che ha fatto il nostro Forrest Gump, così abbiamo chiamarlo adesso un po' sorridendo. La sicurezza stradale quindi torna prioritaria nella Marca anche grazie al recupero di risorse e competenze da parte dell'ente provincia. Troppe vittime, troppi giovani e troppe lacrime, non possiamo più permettercelo. La politica, ritorniamo a parlare del progetto di una grande Treviso rilanciato nei giorni scorsi anche attraverso i nostri microfoni dal sindaco di Treviso Mario Conte, gelida la collega di Paese Uberti. Meglio parlare di sinergia, il dibattito tra i primi cittadini è aperto. Il paese non è una piccola realtà di 3-4 mila anime come capita qua attorno nella cintura urbana, è un comune di oltre 22.000 abitanti con 4 frazioni, un capoluogo, e quindi già qui ci sono 4 campanili. Ogni realtà ha la sua peculiarità, le sue caratteristiche. La vedo un po' difficile questa unione. Un'unione insomma che non sa da fare, o perlomeno non dovrà cancellare le specificità dei singoli comuni della cintura urbana. Il progetto è quello rilanciato nei giorni scorsi dal sindaco Mario Conte, quello della Grande Treviso, non una vera e propria fusione ma un'aggregazione fra enti capaci di fare massa critica anche per intercettare le risorse del Piano Nazionale di Ripartenza, strada indicata pochi giorni fa dallo stesso Premier Draghi a Parma per l'assemblea ANCI. Un primo appuntamento con i 19 comuni coinvolti, da Silea a Preganziola, è già in programma per dicembre a Casugana, ma fin da ora il primo cittadino di paese preferisce molto di più la parola sinergia. Io sono, come amministrazione, parlo ovviamente come amministrazione di paese, favorevole a quella che è il lavoro di sinergia, di squadra tra i vari comuni in modo tale da relazionarci. Parlo per esempio di piste ciclabili, con lo stesso Mario Conte ci siamo ritrovati per la pista ciclabile lungo la Feltrina, paese arriva a confine. Sinergia che per Katia Uberti dovrà puntare sui contenuti più che sulle forme, quindi i modelli di governance. Il dibattito è aperto. A mio avviso è proprio puntare sulla progettualità delle varie iniziative, dalla mobilità ai trasporti, il fatto di collaborare su progettualità, però l'identità deve comunque rimanere divisa, a mio avviso. Insomma, una posizione chiara. Parliamo adesso di turismo, perché sono forti le aspettative per la stagione invernale, dagli alberghi alla ristorazione, ai ristoranti, ai bar, ma si aggrava il problema della mancanza di manodopera, colpa del reddito di cittadinanza ma anche di stipendi talvolta troppo bassi. Questa è l'analisi dell'assessore al turismo Federico Caner. Io raccolgo un grido d'allarme forte da parte del tutto il mondo del turismo, a cominciare dagli albergatori, ma anche il mondo dell'extra-alberghiero e ovviamente la ristorazione, i rifugi. Oggi siamo vicini all'apertura della stagione invernale e ci sono per esempio rifugisti che non riescono a trovare manodopera. Sembrano ripetersi le scene già viste all'inizio dell'estate e quindi il paradosso di un lavoro che c'è mentre i lavoratori sono introvabili. Vale per le principali destinazioni turistiche, dice l'assessore Caner, ma anche per quelle più vicine a casa, gli stessi centri cittadini. La difficoltà nasce anche, secondo me e secondo gli operatori, dal reddito di cittadinanza, che fino ad ora purtroppo non è stato usato come misura come doveva essere, e quindi purtroppo molte persone decidono di rinunciare ad alcuni posti di lavoro, o meglio vogliono andare a lavorare ma non vogliono essere messi in regola per paura di perdere il reddito di cittadinanza. Le segnalazioni che arrivano in regione con il Natale alle porte raccontano di un copione che si ripete troppo spesso. Ho più di un caso di albergatori, e non solo albergatori, anche ristoratori,
rifugisti che mi dicono di aver fatto colloqui sul territorio e l'80-90% delle persone che si presentano appunto dicendo che sono disponibili ad andare a lavorare ma senza essere messe in regola. Questo non va bene per la sicurezza del lavoro, non va bene anche per un sistema di tassazione generale. Ma c'è un'altra questione da affrontare, quella di stipendi talvolta troppo bassi. Qui Caner si rivolge agli stessi imprenditori e alle associazioni di categoria. C'è un richiamo che comunque mi sento fare al mondo dei datori di lavoro, che ovviamente le professionalità vanno pagate. Ci sono dei casi in cui in passato queste professionalità sono state sottopagate, quindi dobbiamo capire che anche il cameriere di sala è un lavoro che ha la sua dignità, deve essere remunerato il giusto. Questo è il nodo da sciogliere alla vigilia di una stagione invernale dalle forti aspettative. Resta l'incognita del contagio e lo spettro di cambi di colore. Certo che abbiamo questa spada di Damocle legata al numero dei contagi che sta salendo, quindi l'invito è quello di fare attenzione, perché qui non solo si mette a repentaglio la propria salute, ma si mette a repentaglio anche l'economia. Ma a salire sono anche i prezzi delle materie prime e cominciano a verificarsi i primi contraccolpi anche nelle fabbriche della marca, soprattutto legno e automotive. Per i sindacati bisogna scongiurare l'attivazione della cassa integrazione. Il settore è quello dell'automotive in primis, ma anche altri settori, anche il settore del legno, il settore delle costruzioni, stanno soffrendo, uno, della mancanza di materie prime e due, di un aumento sconsiderato dei prezzi. Quella che sembrava un'emergenza legata alla pandemia sta diventando un problema strutturale anche per la manifattura trevigiana. Indisponibilità di materie prime, catene di approvvigionamento che saltano, aumento conseguenziale dei prezzi. Questi mali in un momento che comunque è di forte ripresa anche e soprattutto per il settore industriale. Già 2 volte nell'ultimo mese la stessa Electrolux di Susegana ha visto fermarsi, seppure per poco, alcune linee produttive proprio per le difficoltà di rifornimento. In nessun caso è stata attivata la cassa integrazione, ma l'ipotesi non è remota e le stesse associazioni di categoria non l'hanno mai esclusa. Per il sindacato deve rimanere però un'extrema ratio. Tutti gli strumenti per evitare le espulsioni dai luoghi di lavoro sono a disposizione e noi pensiamo che vadano utilizzati tutti per superare anche quegli ultime sacche di crisi che ci sono di fronte. Ma per comprendere l'evoluzione del manifatturiero bisogna guardare anche a quello che sta succedendo tra le partite IVA. Molti ex lavoratori autonomi, causa pandemia, sono stati assorbiti dalle fabbriche in ripresa, ma questo, avverte la CGA di Mestre, potrebbe avere effetti negativi nel breve-medio periodo. Tuttavia, con meno botteghe e tanti negozi chiusi, i centri storici di Verona, Treviso, Padova e Mestre sono meno vivibili e più insicuri. Ma ci sono anche storie in controtendenza, come ci racconta la nostra Francesca Bozza. Non è una cosa usuale che una ragazza e un ragazzo di 20 anni prendano in mano un'attività, ma soprattutto un'attività manuale, un'attività artigianale. È davvero singolare la scelta fatta da Veronica e Bruno Francesco, entrambi 20 anni, fino a qualche mese fa studenti universitari, oggi imprenditori. A luglio diventano i nuovi titolari di un'azienda a Col San Martino che produce girarrosti. Un'avventura che decidono di intraprendere nonostante la pandemia continui a far paura. Non è proprio il miglior periodo, però bisogna anche saper adeguarsi ed è quello che stiamo facendo. Stiamo lavorando per costruire un organico anche dal punto di vista commerciale. Per Veronica e Bruno Francesco è stato fondamentale cogliere il momento giusto, quello che ha atteso anche il precedente titolare e fondatore dell'azienda, che dopo 35 anni di attività ha aspettato prima di chiudere, sperando che arrivasse chi avrebbe avuto la capacità di proseguire il suo impegno. Ha aspettato le persone giuste, diciamo, siamo arrivati noi e mi ricordo ancora il primo giorno che ci ha incontrato, che siamo venuti a vedere l'azienda, lui disse so già come andrà. È stato lui ad affiancarli nel primo periodo, insegnando i segreti del mestiere, perché Bruno, Francesco e Veronica non sono solo i titolari della neonata azienda, ma sono loro stessi a creare i girarrosti. Non mi sono tirata indietro al pensiero che oltre a dover amministrare comunque un'azienda, nonostante i nostri giovani 20 anni,
c'era appunto la parte pratica, il costruire il meccanismo dello spiedo. Un'attività che richiede molto impegno e qualche rinuncia che i due ragazzi affrontano ben volentieri. Halloween, noi ad Halloween, periodo di Halloween, eravamo alla Redamont in fiera e quindi non potevamo permetterci di andare a fare festa. Abbiamo deciso di appunto dedicare il nostro tempo al lavoro. A me non ha mai pesato dover rinunciare a qualcosa per l'impegno, sia nella scuola sia nel lavoro. Soprattutto poi se è un'attività nostra. Una scelta, dicono, che rifarebbero senza ripensamenti. Ti dà stimoli, ti fa capire come gira il mondo alla fine. È una lezione di vita. Sì. In bocca al lupo quindi a Bruno e Veronica. Per noi adesso la pubblicità fra poco. Di nuovo in studio per parlare di Non ti scordar di me, il cortometraggio che il sindaco di San Zenone degli Ezzelini, Fabio Marin, ha dedicato alla mamma Gilda, scomparsa dopo una dura lotta contro l'Alzheimer. L'amore è l'antidoto, dice il sindaco. Qual è la memoria che lascio? Tocca alle corde più profonde dell'anima il cortometraggio diretto da Fabio Marin, sindaco di San Zenone degli Ezzelini, ma soprattutto figlio di Gilda, donna che a 52 anni scopre di essere malata di Alzheimer. È lei la protagonista di un film breve quanto prezioso, una storia di famiglia che diventa un modo per rielaborare il dolore. L'ho vissuta come se io, o come se mia sorella, o come se mio fratello diventassimo i genitori di nostra madre. Sempre nel cortometraggio si vede la figura di una bambina che cammina con delle scarpe troppo grandi e una figura di un'altra bambina ancora più piccola che viene imboccata con il cibo. E sono le azioni che facevamo con nostra mamma. Gilda muore nel 2018 dopo anni di lotte contro quella malattia che spegne i ricordi e annebbia la mente e per la quale ancora non c'è una cura risolutiva. L'unico antidoto resta l'amore, racconta Fabio. Nel momento in cui le chiedevo mamma mi vuoi bene, lei rispondeva sempre di sì. La storia di Gilda è quella di tante famiglie alle prese con la malattia, un inno a non sentirsi soli. Bisogna pretendere il meglio per i nostri malati, per i nostri affetti, perché davvero solo così si riesce, ripeto, a dare dignità al malato. È questo che bisogna fare come prima cosa e non perdersi d'animo. Non solo i familiari ma anche l'intera comunità di Vedelago ha festeggiato oggi pomeriggio i 100 anni di Maria Santin, una delle memorie storiche di Fanzolo dove vive con la figlia Elsa. 8 fratelli, rimasta vedova a 53 anni, ha tirato su 3 figlie, una storia la sua di dedizione e di grande tenacia. Maria è stata omaggiata, lo vedete dalle immagini, anche dal sindaco Cristina Andretta e dal suo vice sindaco Marco Perin alla neocentenaria, anche la targa del comune. È una signora ancora carica di energia e voglia di vivere, il commento del primo cittadino Andretta. Auguri quindi anche da parte della redazione di Antena 3 a Maria Santin. In questi giorni, ma del 1917, lungo il Piave si combatteva la prima battaglia a difesa del fronte dopo la rotta di Caporetto. Da quei giorni e per un anno intero i nostri territori saranno teatro di assalti e bombardamenti. Una mostra a Treviso ricorda quei momenti. Parte di fatto da questa macchina fotografica la mostra delle associazioni combattentistiche ed arma allestita al Palazzo dei 300, perché al di là dei reperti storici sono le immagini che impressionano il visitatore. Senta, qualcuno dei trevigiani si è stupito nel vedere questa Treviso militare di 100 anni fa? Sì, molti. Addirittura si sono soffermati su queste foto inedite del bombardamento che ha subito Treviso nella Prima Guerra Mondiale e a vedere certi palazzi danneggiati da questi bombardamenti di aerei, incursioni aeree che erano arrivate fino a Treviso. E loro avevano ricordati i tanti soldati dell'armata, dei fotocinematografisti da ambo i fronti, che hanno fermato nel tempo ciò che scorreva davanti ai loro occhi. Perché un conto è vedere foto e azioni di guerra su territori sconosciuti, un altro scoprire che attorno a questi soldati, ad esempio, c'era la piazza di Ceneda di oltre un secolo fa. O ancora la chiesa di Vazzola, che guardava i profughi spinti dagli austriaci verso il Friuli, prima che queste case, queste terre diventassero un gruviere di voragini lasciate dalle bombe accanto a cumuli di macerie da case distrutte.
Immagini dalla provincia, ma anche dalla città, con le mura che fanno da sfondo al passaggio dei prigionieri austro-ungarici, ma qui siamo già ai giorni dopo Caporetto. Certo fa pensare come aveva ridotto la guerra a quelle che oggi sono le colline del Prosecco di Vidoro, il municipio di Nervesa, oppure il ponte della Priula fatto saltare dagli italiani per fermare l'avanzata nemica da Caporetto. Tante le immagini che vedono questo marchio, che ricorda chi al fronte ha combattuto senza fucile. Soldati con le macchine fotografiche o le prime cineprese che facevano anche dei loro bottini di guerra, come questa fotografia strappata al nemico a San Donà di Piave. Una mostra per emozionarsi, magari riconoscendo da un particolare l'attuale ponte ferroviario di Ponte di Piave, ma soprattutto per insegnare alle giovani generazioni da dove viene il loro presente. Il nostro compito come associazioni combattentistiche d'arma è portare avanti questo ricordo affinché la guerra non si ripeta e che venga dato a queste nuove generazioni questo segno di distruzione, di morte che è stato nel secolo precedente. Siamo alle battute finali, ma questa sera ci lasciamo con delle belle immagini che arrivano da Villa Margherita per l'ennesima iniziativa dell'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi. Musica, disabilità e solidarietà, gli ingredienti di un pomeriggio davvero speciale. Io vi ringrazio per l'attenzione. Dopo queste belle immagini il meteo. Buon proseguimento di serata. Da oltre 30 anni intrecciamo la nostra storia con la storia di ognuno di voi. Maglificio Anna Maria, storie scritte a maglia. Bentrovati al meteo. La perturbazione si sposta verso i Balcani. La tendenza per l'inizio della settimana sarà per un miglioramento del tempo sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di lunedì 15 novembre. Sul Veneto nubi estese all'inizio della giornata, poi alternate a schiarite via via più ampie. Non si escludono residui e deboli piovaschi fino al mattino, a seguire sarà più asciutto e decisamente soleggiato. Temperature stazionarie minime tra 4 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra i 13 e i 16 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo un contesto buono con qualche addensamento, ma con sole prevalente. Temperature minime tra 6 e 10 gradi, massime sui 15-16 gradi. Infine spostiamoci sul Trentino Alto Adige, dove avremo bel tempo, anche qui ampio soleggiamento con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime intorno a 1-3 gradi, massime sui 14 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Passa a trovarci nei mercati e negozi più vicini a te e nel nuovo punto vendita di Treviso.